gli faccio un complimento, brillante capogruppo del nostro partito, anzi ti faccio un applauso, brillante capogruppo del nostro partito, perché abbiamo un capogruppo alla Camera che comunque quando si presenta e parla a nome del nostro partito facciamo bella figura, io ne sono orgoglioso. Siamo veramente orgogliosi, siamo contenti Massimo di come veramente ci rappresenti ai massimi livelli attraverso anche i grandi mezzi di comunicazione. L'Italia è da sempre Cenerentola in Europa per una serie di motivi. Abbiamo una politica che non sa scegliere nel modo migliore i suoi rappresentanti. È un vecchio e brutto vezzo italiano. In Europa ci mandiamo o persone che vadano a fare una sorta di buon ritiro prima del pensionamento politico, oppure chi si va a parcheggiare in attesa di un posto migliore in Italia. Però tutto questo, questa incompetenza, questa superficialità, questo andare soltanto per curare interessi propri, una propria ambizione di carriera, l'Italia lo paga a carissimo prezzo. L'Italia oggi in Europa è il paese che utilizza meno e peggio i finanziamenti europei. Questo significa che ogni anno migliaia e migliaia di miliardi di euro li dobbiamo restituire all'Unione Europea perché non siamo riusciti a spenderli in tempo, oppure finiscono poi utilizzati male e talora anche nelle mani della criminalità organizzata. Ma sempre più, oltre a questo, ci sono tematiche di straordinaria importanza che riguardano il futuro del nostro Paese che si decidono in Europa. Dalle politiche della sicurezza alle politiche fiscali alle politiche economiche. Per questo abbiamo bisogno di una classe dirigente che si formi nella specifica esigenza di conoscere e saper risolvere i problemi a livello europeo. Italia dei Valori ha deciso in questa direzione per prima di muoversi e di dare l'esempio, e allora abbiamo scelto una classe dirigente, un nuovo gruppo di dirigenti di partito che abbiano nell'Europa la loro vocazione, che non ci vadano per scaldare una sedia o per incassare uno stipendio, ma per essere la punta di diamante del nostro partito e del nostro Paese, per farci ben figurare e per difendere al meglio gli interessi del nostro Paese in Europa. Tra questi abbiamo scelto una persona in particolare, per la sua esperienza, per la sua storia, per le sue grandi capacità, Gustavo Franchetto, un veneto che ha saputo in 9 anni in Consiglio regionale, con le sue battaglie, per la legalità, per la trasparenza, a favore della piccola e media impresa, degli artigiani, dei commercianti, ma anche di tutela delle classi sociali più deboli, per una struttura più importante e più agevole di ammortizzatori sociali, per incrementi al reddito delle fasce più deboli, ha saputo caratterizzare la sua azione in modo importante. Allora noi sappiamo, con Gustavo Franchetto, per il quale vi chiediamo una preferenza, di mandare in Europa chi ci saprà rappresentare al meglio, chi saprà tenere alta l'immagine dell'Italia e anche l'immagine dell'Italia dei Valori.